Il profumo del pane alla mandria si mescola a un passato che fa discutere. Nello storico forno Androni a Padova, le rosette finiscono in sacchetti marroni con stampati versi firmati M. Si tratta della poesia del pane di Benito Mussolini, pubblicata nel 1928 sul Popolo d'Italia. Sinceramente sappiamo che il fascismo è condannato dalla Costituzione, quindi qua è uno che si mette fuori dalla Costituzione. Purtroppo non è l'unico, ecco, è chiaro che questo salta all'occhio perché è un negozio in cui si compra il pane, che è una cosa che a tutti noi serve ogni giorno. Ecco, fa cadere le braccia insomma, sulla coscienza democratica di un cittadino italiano. Ecco, questo cosa vuole che dica. Quindi come ANPI non possiamo che condannare questa cosa. Chiaramente ci rendiamo conto che il personaggio è probabilmente irrecuperabile. Il titolare Valeriano Androni, terza generazione del panificio, rivendica la scelta fatta e dichiara che se anche l'avesse scritta a Togliatti l'avrei stampata lo stesso. A me dispiace, ma indigna insomma fondamentalmente che ci sia ancora, con tutto quello che ha voluto dire il fascismo, abbiamo appena fatto la giornata della memoria, perfino la Meloni ha detto che le colpe del fascismo, delle persecuzioni degli ebrei, se anche lei a un certo momento è arrivata a questo punto qua, forse sarebbe il caso che ci arrivassero anche altri.